Buonasera, benvenute, benvenuti alla 22esima edizione di Vicino Lontano. È con piacere, anche con un po' di orgoglio, che voglio sottolineare che questa edizione si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Ne siamo felici e orgogliosi. Ci accolgono anche quest'anno, e ormai dal 2020 che lo fanno, le ordinate di una nave, che sono parte di una scenografia di Claudio Mezzelani realizzata per uno spettacolo della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, che è uno dei tanti storici partner del festival. E vogliamo mantenerle perché per noi hanno un significato simbolico, il significato di accogliere una comunità che si riconosce, che vuole pensare e riflettere insieme. In un tempo come il nostro che toglie il respiro, ogni anno sempre di più, respiro è la parola chiave che abbiamo scelto per questa edizione, vogliamo che questo tempo del festival sia un tempo in cui cercare di coltivare, preservare il respiro del pensiero critico, quel tempo lento, vitale che ogni società deve riuscire a coltivare insieme alla pietà e alla solidarietà se davvero vuole restare viva. Il programma di questa edizione è stato costruito come sempre grazie alla collaborazione del nostro comitato scientifico e vorrei salutare in particolare il presidente del nostro comitato scientifico, l'antropologo Nicola Gasbarro, che sempre l'applauso è doveroso, che sempre con generosità e competenza guida il nostro lavoro. Ringrazio i compagni di fatica, la nostra professoressa Franca Rigoni, Alen Loretti, co-curatore, Maddalena Franz, Esther Candotto. E un saluto speciale lo voglio fare ad Angela Terzani, che è qui seduta in prima fila, cittadina onoraria di Udine, con noi da lunedì. Quest'anno si fa veramente tutto il festival e la ringraziamo insieme alla sua famiglia perché ogni anno ci consegna la responsabilità di costruire intorno al premio Terzani un festival. Tra l'altro approfitto per darvi la bella notizia che abbiamo ricevuto oggi, che il vincitore del premio di quest'anno, Alaa Faraj, potrà partecipare alla serata del premio. Non voglio dilungarmi, ma voglio davvero brevemente ringraziare con affetto, con riconoscenza tutte le persone che ci aiutano. Il nostro coordinatore tecnico Stefano Chiarandini, tutto il personale tecnico di Music Team e di Entract che ci sostengono, gli interpreti, i responsabili di sala, il personale di sala, i fantastici volontari del festival, sempre coordinati da Alessandra Bernardis, e i tanti ragazzi dei licei che parteciperanno quest'anno nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Cercheremo di renderli protagonisti anche loro di questa manifestazione. Grazie ai librai. Qui fuori trovate il bookshop del festival dove trovate le pubblicazioni dei nostri ospiti. Ringrazio in particolare le librerie Gaspari, Moderna Udinese e Tarantola per il supporto che sempre ci danno. Ma ovviamente Vicino Lontano non potrebbe realizzarsi senza il sostegno delle istituzioni e degli sponsor. E quindi un grazie particolare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune di Udine, alla Fondazione Friuli, alla Camera di Commercio di Udine Pordenone, Confindustria Udine e Confartigianato Udine. Grazie al sostegno di Banca di Udine Credito Cooperativo, ILCAM, AMGA Energie e Servizi, Axians, SOM, EPS Italia, Coop Alleanza 3.0,
Lega Coop Friuli Venezia Giulia, Conf Cooperative Alpe Adria, Pronto Auto, Sistema Sosta Mobilità, Subdi, che garantisce i sottotitoli qui in San Francesco, la Farmacia Antonio Colutta, la Fondazione per il Riformismo Friuli Venezia Giulia e la Sissa. Ma grazie anche a tutti i cittadini, tutte le persone che hanno deciso di partecipare alla campagna Amici di Vicino Lontano, dando un loro piccolo contributo che per noi è prezioso e davvero di cuore vi ringraziamo. Ultima cosa, prima di dare la parola alle autorità, che ringrazio che sono qui con noi. Vicino Lontano, come sempre, sostiene la campagna di Verità e Giustizia per Giulio Regeni. Nel nostro infopoint qui fuori ci sono le spille e i braccialetti che a offerta libera potete prendere per sostenere la famiglia nelle spese legali. Quando è nata Vicino Lontano, nel 2005, è nata grazie anche al contributo di tanti docenti dell'Università di Udine che tuttora fanno parte del comitato scientifico o che partecipano come relatori al festival. Per cui inizierei a dare la parola al magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Angelo Montanari. Chiedo gentilmente a Veronica di passargli un microfono. Buonasera a tutte e a tutti. Non ho tanti fogli, sarò molto breve, tranquilli. Questo per me è un anno di prime volte, per cui confesso, insomma, sono un po' emozionato. A questo festival ho partecipato, insomma, siamo più di 20 anni, ma è la prima volta che intervengo per un breve saluto in questo ruolo. Queste sono settimane, lo dicevamo, piene zeppe di iniziative. L'anniversario del terremoto, il Far East Festival Vicino Lontano. Credo che sia anche un po' una esemplificazione, direi plastica, di ciò che Udine è diventata, o forse dovrei dire di ciò che il Friuli è diventato veramente uno spazio della cultura e della conoscenza, direi anche distribuito territorialmente. Io credo che non abbiamo molto da invidiare a altre parti d'Italia. E come è appena stato detto, c'è sempre più università in Vicino Lontano. C'è sempre stata l'Università di Udine, ma questa presenza, anche scorrendo il programma, è cresciuta ed è anche bello perché abbraccia diverse competenze disciplinari. Questo mi sembra appunto anche un modo molto prezioso di valorizzare quello che siamo. Ci siamo incontrati qualche settimana fa, diciamo, con la Presidente e con il Vicepresidente, che tra l'altro è un mio collega, e abbiamo cominciato a ragionare, a discutere anche di ulteriori collaborazioni in ambiti originali, quindi insomma, aspettatevi qualcosa nel prossimo futuro. Vicino Lontano ricorda un po' la polarità tra radicamento nel territorio e universalità, che è una delle caratteristiche, secondo me, distintive e peculiari del nostro Ateneo. Siamo un Ateneo, come abbiamo ricordato in questi giorni con grande forza, che è nato per la volontà del popolo friulano, e a questa cosa noi teniamo molto e la sentiamo, io personalmente, ma tutti quanti noi, tutta la comunità universitaria la sente molto vicina, ma insieme siamo un'università. Quindi c'è un respiro, c'è una dimensione universale alla quale non vogliamo rinunciare. Siamo un'università radicata nel territorio, ma non siamo una università del territorio in senso riduttivo, siamo una università. E quindi in questa polarità Vicino Lontano del festival io leggo in una certa misura una stessa coesistenza di queste dimensioni, che mi sembra un bene prezioso. Il tema di quest'anno è respiro. Ho letto attentamente il programma e questo tema viene interpretato, e avete già incominciato a farlo, in molte direzioni. E io ci leggo anche, ma insomma mi pare che anche si legge nel programma, la polarità tra vita e non vita delle persone. Il respiro è ciò che differenzia, ma vita e non vita direi anche dei popoli, e vita
e non vita anche delle costruzioni umane che nascono, si sviluppano, alle volte muoiono e che sono vive se respirano. Quindi è un tema, insomma, non devo essere io a dirlo, ma è un tema veramente affascinante, declinato in molti modi, in molte direzioni, a cominciare anche dalla Lectio Magistralis, ma insomma altre le avete già fatte di questa sera. Io non ci potrò essere perché appunto gli impegni, le iniziative che ho ricordato all'inizio stanno continuando in questi giorni, ma posso dire appunto che penso di poter dire che nei mesi a venire ci incontreremo per intensificare e far crescere questo rapporto, ovviamente nella reciproca autonomia. Ognuno di noi è appunto responsabile delle proprie iniziative. Io penso, e vi invito fin da ora al Festival Collegamenti, che l'università è un percorso che ha intrapreso da qualche anno e che insomma credo che possa essere un altro tassello di quella realtà molto ricca e viva del nostro territorio, ma nella convinzione che questo rapporto più stretto possa essere utile e importante per tutti. Quindi insomma, ma sono sicuro che sarà così. Vi auguro buon festival e grazie ancora per questa opportunità. Grazie, grazie al magnifico Rettore. Non mancheremo di venire a suonare il campanello del Rettorato per avviare nuovi progetti e nuove collaborazioni. Io chiamerei ora sul palco per un saluto con riconoscenza, perché la Fondazione Friuli è con noi fin dalla prima edizione, il suo presidente, l'avvocato Bruno Malattia. Buonasera e un cordiale saluto a tutti e a tutte. Si sono spente da poco le luci sul Far East Festival qui a Udine e oggi in rapida successione questa città, o meglio direi la regione intera, più del Friuli ancora, ha l'opportunità di lanciare uno sguardo con angolature diverse, in un contesto diverso, sul mondo e sulla realtà attuale nella quale noi viviamo. Benvenuto quindi Vicino e Lontano 2026. I temi, già ne ha accennato il magnifico Rettore, che verranno affrontati in questa edizione sono di particolare interesse e tutti ci suscitano degli interrogativi importanti che siamo sollecitati a porci. Non solo, ma gettano anche delle ancore di salvezza delle quali poter far tesoro come orientamento nella vita di ciascuno di noi. La Fondazione, come ricordava la Presidente, fin dall'inizio ha ritenuto che questa iniziativa fosse necessaria, fosse utile e l'ha vista crescere sempre, migliorando continuamente l'offerta culturale e non solo che è in grado di dare alle nostre comunità. E per questo io vorrei ringraziare la Presidente Paola Colombo e per lei tutti i collaboratori dei quali ha fatto cenno, per la capacità, l'intensità della passione che hanno saputo dedicare, migliorando ogni anno la qualità sempre molto elevata di Vicino e Lontano. Ma soprattutto nel tempo Vicino e Lontano ha saputo fare una cosa abbastanza difficile in Friuli ancora, cioè estendere la collaborazione ad una serie di altre realtà, dialogando e arricchendosi degli apporti che provengono da altre fonti e con altri interessi. Non solo, ma ha allargato l'orizzonte anche a zone meno favorite per questo tipo di eventi del nostro Friuli, portando eventi
nella montagna e non solo in quella che possiamo considerare periferia del Friuli. Ecco, è questo, ripeto, un modo esemplare di fare cultura e non solo. Le riflessioni delle quali parlavo prima, ecco, ci portano in terreni difficili e dolorosi come Gaza, qui lontano da noi. Non dobbiamo dimenticare quello che succede anche in Europa e che forse, secondo me, è sottovalutato in vari eventi che si celebrano, perché anche in Ucraina sostanzialmente la gente muore per la libertà e perché è stata aggredita, e sappiamo anche quali sono i messaggi sconvolgenti e preoccupanti che ci arrivano dagli Stati Uniti d'America. Ecco, tutto questo fa parte dei discorsi che si faranno a Vicino Lontano quest'anno, ma anche nella realtà locale nostra sostanzialmente, perché tutto poi deve tradursi in qualcosa che riguarda la nostra vita, il nostro quotidiano, il nostro futuro, così ricco di rischi non solo economici, date le incertezze che attraversano questi anni, dove ciascuno di noi, credo, anche attraverso queste iniziative, dovrà rendersi conto dell'impegno e delle capacità anche personali che ha di modificare la realtà nella quale vive, realtà che presenta problemi difficili, perché se pensiamo a quelli che sono i rischi che corre la democrazia in questo periodo in vari paesi del mondo, anche non troppo lontani da noi, e la deriva illiberale e i nazionalismi che si stanno manifestando in varie parti d'Europa e credo anche in qualche parte del nostro paese, ecco, tutti quanti dovremmo, anche grazie a Vicino Lontano, essere più vigili, riflessivi, attenti ed attivi. Buon Vicino Lontano 2026. Grazie Presidente per aver ricordato anche la fitta rete di collaborazioni che da sempre contraddistingue il Festival e di aver anticipato tanti dei temi e degli argomenti che andremo ad affrontare. L'assessore alla cultura della Regione Friuli Venezia Giulia e vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non poteva essere qui con noi, tanti sono gli impegni delle autorità in questi giorni, ci ha mandato un saluto che ora vi leggo. Gentili organizzatori, autorità, cittadini presenti, attraverso queste parole rivolgo a tutti voi il saluto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione dell'inaugurazione della 22esima edizione di Vicino Lontano. Le occasioni di confronto pubblico hanno valore quando riescono a essere realmente aperte, plurali e capaci di accogliere sensibilità diverse. Il tema scelto per quest'anno, respiro, chiama una dimensione essenziale del vivere individuale e collettivo. In un tempo segnato da tensioni, trasformazioni rapide e interrogativi complessi, fermarsi a riflettere può rappresentare un esercizio utile. E quando il dibattito rischia spesso di irrigidirsi in posizioni predefinite, la cultura può svolgere una funzione utile solo se non rinuncia alla complessità e si evita di trasformarsi in conferma di convinzioni già acquisite. Le istituzioni guardano con attenzione alle iniziative culturali che favoriscono l'approfondimento e la circolazione delle idee. Tale confronto è tanto più significativo quanto più riesce a mantenersi plurale, rispettoso e capace di dare spazio a sensibilità diverse senza rinunciare alla serietà dei contenuti. Il Friuli Venezia Giulia conosce bene il valore del dialogo, la sua storia, la sua posizione geografica e la ricchezza delle sue identità ne fanno una terra abituata a misurarsi con confini, differenze e relazioni. Anche per questo ogni occasione che contribuisce a leggere il presente con serietà e senso di responsabilità può avere un ruolo nel rafforzare la vita culturale e sociale del territorio. Vicino Lontano si inserisce in questo quadro nel calendario culturale regionale.
L'auspicio è che questa edizione possa essere occasione di ascolto e approfondimento nel rispetto del pluralismo, della libertà di pensiero e della qualità del dibattito. Desidero quindi rivolgere un saluto agli organizzatori, ai relatori, agli ospiti e a tutti coloro che prenderanno parte alle giornate del festival, augurando a nome della Regione Friuli Venezia Giulia un buon lavoro e una buona manifestazione. Il vicepresidente e assessore alla cultura e allo sport della Regione, avvocato Mario Anzi. Lo ringraziamo anche perché questo suo messaggio del resto ben coglie l'impegno che Vicino Lontano si è dato fin dall'inizio. Ricordo qui Paolo Cerutti e Marco Pacini, che sono stati gli ideatori del nostro progetto, di dubitare di ogni certezza precostituita. E vorrei ora dare la parola in rappresentanza del sindaco al vice sindaco di Udine, Alessandro Venanzi. Buonasera, vediamo se va. Sì. È un sì. Io vengo vicino a te perché non ho brogliacci da seguire. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui con voi, qui con te Paola. Mi unisco ai tuoi ringraziamenti, tutte le persone che hai citato, Nicola in primis, ma tutti i collaboratori e le collaboratrici che rendono possibile questo festival. Io ovviamente vi porto i saluti e l'abbraccio della città, i saluti del sindaco, sono accompagnato dall'assessore alla cultura Federico Pirone, l'assessore al patrimonio Gea Arcella. Oggi è una bella giornata perché Vicino Lontano rappresenta uno strumento che ha creato un'identità culturale forte in questa città, perché Vicino Lontano racconta storie, racconta luoghi, racconta opportunità, intrecci, relazioni. E Vicino Lontano ha aiutato a raccontare quello che è una forza del nostro territorio, la forza di sostenere il coraggio di fare delle azioni, il coraggio di dire delle cose, il coraggio di sostenere chi dice quello che pensa e fa quello che dice, come Loris De Filippi che avremo adesso, che la città di Udine ha premiato lo scorso settembre per il suo coraggio e la sua costanza, quindi lo ringrazio nuovamente da questo palco. Ma soprattutto il tema di quest'anno rappresenta appieno quello che in questi anni assieme abbiamo cercato di costruire. Il respiro è apertura, lo abbiamo detto in più occasioni, e la città di Udine è una città aperta, una città che tollera le differenze, anzi crede che le differenze siano un'opportunità di crescita del nostro territorio e della nostra identità culturale che citavo prima. Il respiro è anche, a volte ti manca, no? Lo dicevate lo dicevi anche tu prima, e ti manca quando vedi che ci sono ancora oggi dei leader mondiali che pensano che l'unità di pensiero, l'uniformità di pensiero sia la strada maestra per educare, per accompagnare dei percorsi e dei popoli. Noi qua, da questa città, da questa piccola fetta di comunità a nord-est del nostro paese, diciamo l'esatto contrario, e credo che Vicino Lontano sia stato quel coraggio che la città di Udine ha espresso in questi anni. Buon lavoro a tutti voi, grazie. Grazie al vice sindaco. E ora chiederei un saluto e invito l'assessore alla cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, a portarlo. Intanto buonasera. Consentitemi di dirvi che, e penso di non essere il solo, ho ancora l'emozione che insieme a tanti e tante ho provato qui lunedì scorso durante lo spettacolo che Tommaso Montanari e Paola Caridi hanno proposto qui alla nostra città, e sentiamo il dovere di ringraziare loro, di ringraziare il movimento di Carnia per la pace. Credo che quelle mani con cui abbiamo sostenuto quel sudario sia stato forse uno dei momenti più toccanti che si sono visti qua, in onore di chi ha perso la vita e continua a perderla in quell'inferno vivente che è la nostra Gaza. Vicino Lontano non è un fine, posso dire,
ma è intanto un grande strumento a disposizione di questa comunità. Aiuta questa comunità ad essere vigile, ad agitare la propria coscienza, ad essere consapevole, a dare corpo a delle parole che hanno ancora un senso: la parola libertà, la parola democrazia, la parola diritti umani. Quindi noi come amministrazione comunale, lo diceva già il vice sindaco, ma non siamo soli, siamo affezionati a Vicino Lontano perché abbiamo a cuore, particolarmente oggi, lo stato del presente della nostra democrazia, dei diritti umani, della parola libertà, e di quanto spesso viene, anche nel nostro Occidente, viene violata. Ecco, noi pensiamo che Vicino Lontano sia anche una grande occasione, perché l'umanità spesso nelle tragedie viene a contatto diretto con il dolore, con la sofferenza, però ha anche la capacità di costruire un controcanto, di rialzarsi, di elevare l'umanità, di far sentire meno sole le persone. È stato per il terremoto, è stato anche in altre circostanze in cui se ne è usciti più forti. Ecco, noi vogliamo sperare che, grazie all'occasione che Vicino Lontano ci dà, ecco, questa umanità possa uscirne diversa e possa dare un esempio in questo nostro mondo, che è un mondo complicato e che non può abituarsi alla costanza, all'abitudine della guerra, della violazione dei diritti, ma deve, in nome di Tiziano Terzani, ecco, mettere sempre al centro il dialogo, la relazione tra le culture, tra le persone, e costruire un altro tipo di civiltà. Grazie quindi a Vicino Lontano e viva la nostra città! Grazie. Grazie alle autorità tutte per le loro parole che hanno sottolineato quello che è il senso del nostro impegno di questi 22 anni e che cercheremo di mantenere. Grazie a tutti voi, facciamo un piccolissimo momento di pausa, siamo stati anche abbastanza bravi perché sono le 19:07, per poi ripartire con Vicino Lontano parlando appunto di Gaza. Solo un attimo, grazie a tutti.